Buonasera a tutti qui convenuti questa sera, così anche numerosi, è molto bello questo. E io sono Gabriella Bortolot, sono della comunità di Sant'Egidio e da diversi anni seguo il programma DREAM della comunità di Sant'Egidio, il programma sanitario che opera in Africa in 11 paesi e anche in Repubblica Centrafricana da circa 2 anni. Questa sera siamo particolarmente lieti di accogliere Monsignor Nestor Nongo Aziagbia. È una voce molto significativa della Chiesa del Centrafrica. Oltre a essere il vescovo della città di Bangassou, è anche il presidente della conferenza episcopale centrafricana. È una voce interessante e importante perché, come sappiamo, la Repubblica Centrafricana ha attraversato anni molto difficili e anche devastanti per la guerra. C'è da dire che a volte non si parla molto della Repubblica Centrafricana perché non è un paese facile anche di collocazione, no? A volte ci chiediamo ma dov'è collocata davvero anche geograficamente, no? Si dice che sia il cuore dell'Africa, no? Infatti è proprio appena sopra il Congo, sembra davvero racchiuso dentro tutti i paesi africani, ha dei grandi confini e confina con tanti paesi che ne fanno davvero il cuore di questo continente, no? Con tutte le sue bellezze e anche le sue contraddizioni. Allora la Repubblica Centrafricana l'abbiamo vista davvero anche in questi ultimi anni perché è stato Papa Francesco che ha voluto porre l'attenzione su questo paese. Ce lo ricordiamo tutti, anche con stupore, no? L'apertura della Porta Santa per l'anno giubilare della Misericordia, Porta Santa aperta nella cattedrale di Bangui. È stato un gesto importante quello di Papa Francesco perché davvero la Repubblica Centrafricana è uno dei paesi più poveri tra i paesi poveri dell'Africa, spesso dimenticato, martoriato da un passato di governi difficili, da anni di guerra e paralizzato nella sua, guerra civile. Molte le vittime, molta la distruzione. La comunità di Sant'Egidio è stata da sempre accanto a questo paese in tanti modi, ma negli ultimi anni è stato possibile accompagnare la Repubblica Centrafricana e sostenerlo concretamente per il lavoro legato al dialogo e alla riconciliazione. Un lavoro che ha bisogno di un lavoro paziente, con grande fedeltà, un lavoro che poi deve rammendare molte ferite umane che si sono create in questi anni da una guerra che dura da troppo tempo e che ha bisogno spesso, oltre che della presenza di istituzioni, anche di un accompagnamento umano, forse quello che Papa Francesco definisce la vicinanza degli artigiani di pace. Ecco, la comunità di Sant'Egidio in questi anni ha accompagnato questo rammendo del dialogo, della riconciliazione, della speranza di un futuro che possa cambiare per questo Paese. Felicemente questo dialogo, passo dopo passo, ha dato dei frutti il mese scorso, dove è stato firmato questo accordo importante nella città di Khartoum e poi a Bangui, un accordo con varie parti coinvolte, molto significativo perché ha sancito dei punti fondamentali su cui lavorare, su cui poter trovare i punti di accordo per arrivare a un definitivo cessate il fuoco e cessate la guerra. Vero, c'è ancora da lavorare, c'è ancora molto da fare, ma la speranza della pace oggi appare più vicina. È qualcosa di concreto. Di fatto molti disordini nel Paese si sono calmati, tante situazioni si sono per il momento tranquillizzate. È su questo che si deve continuare a lavorare e continuare anche in questo dialogo instancabile che porti a una riconciliazione.
Ecco, come potete immaginare, vivere in un paese in guerra è difficile per tanti motivi. Tutto è esasperato, amplificato, nel quotidiano tutto diventa quasi impossibile. Va tenuto conto del fatto che sono decine di migliaia i centrafricani che hanno dovuto dislocarsi anche all'interno del paese, si vive nell'incertezza, nell'insicurezza. Trovare da mangiare, avere dell'acqua potabile, sopravvivere diventa un'impresa quotidiana. In questo contesto i servizi base come l'istruzione, la salute sono di fatto al collasso nel paese. È vero che da sempre la Chiesa è stata una presenza fondamentale, un pilastro direi, nel creare scuole, nel creare luoghi di cura, e ancora oggi direi che sono tra le poche istituzioni che hanno avuto la capacità di restare accanto anche nei luoghi più reconditi. Ecco. Certo, la situazione instabile, lo sappiamo, non riesce a dare la garanzia di una continuità scolastica dei bambini, perché molto spesso bisogna scappare dalla propria regione, e nemmeno la salute per questo. Quindi, non so, abbiamo bambini che diventa difficile seguirli anche solo per una semplice vaccinazione. Ci sono malattie come la malaria, malattie banali dei bambini, che non è possibile curarlo perché mancano i farmaci, banalmente non arrivano nelle parti più interne del paese. E diciamo è anche un po' questa ferita profonda di questo paese che ha spinto la comunità di Sant'Egidio a iniziare il programma DREAM in Repubblica Centrafricana per portare cure gratuite, accessibilità ai farmaci, laboratori che possano fare delle diagnosi gratuite e anche la formazione di secondo livello. Questo perché davvero c'è bisogno per la popolazione di vedere che c'è speranza, che c'è un cambiamento concreto, che c'è un futuro e soprattutto che non si è stati dimenticati. Quindi abbiamo aperto questo primo centro di cura a Bangui nel 2018, è appena aperto un laboratorio, ci sono già bambini che sono nati nella prevenzione verticale, sono sani. Insomma, non voglio dilungarmi troppo perché voglio lasciare la parola a Monsignor Nestor, ma siamo, coinvolti in maniera forte, anche insieme al Ministero della Salute centrafricano, perché l'accessibilità delle cure non sia più un lusso, ma una certezza, soprattutto anche per tante mamme che cercano di tirare sui bambini. Ecco. Allora, oltre ad aver cercato e creato alleanze con molte organizzazioni, apriremo altri centri, formeremo personale sanitario e tutto questo è necessario per, dare una speranza di pace e di salute a tante persone. Quindi io ringrazio tutti. Essere qui oggi insieme per interrogarci e lasciarci inquietare da questo Paese è anche un modo per conoscerlo più nel profondo, perché ci aiuta poi a ricordarlo, a tenercelo anche nel cuore, e credo che anche le preghiere che ognuno di noi può rivolgere a questo Paese saranno preziose. Grazie Eccellenza per essere qui con noi. Siamo accorsi numerosi per ascoltare la sua voce. Monsignor Nestor è membro dello SMA e vescovo della città di Bangassou nel Bossangoa del nord-est del paese, ed è anche presidente della Conferenza Episcopale Centrafricana. Grazie. Je saisis cette occasion pour vous saluer. Prendo l'occasione per salutarvi et remercier plus particulièrement
la Société des missions africaines qui est mon institut, ma famille de vie apostolique. E ringraziare innanzitutto particolarmente la Società delle Missioni Africane che è la sua famiglia apostolica, qui m'a invité à faire ce séjour ici avec vous à Gênes. che mi ha invitato a fare questo soggiorno in mezzo a voi qui a Genova. Les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, Le suore di Nostra Signora degli Apostoli, les pères Carmes qui sont très actifs en Centrafrique, à Bangui, dans le diocèse de Bois. i padri carmelitani che sono molto attivi in Centrafrica, a Bangui e nella diocesi di Bossangoa. J'ai vu les pères capucins ici qui ont commencé l'évangélisation dans mon diocèse après les spirites. Ho visto qui i cappuccini che hanno incominciato l'evangelizzazione nella mia diocesi dopo i padri spiritani del Santo Spirito. J'ai vu dans l'organisation, il y a l'association Teneti Allah qui soutient l'évangélisation de manière pratique en Centrafrique. Sì, ho visto che è presente anche l'associazione di Teneti Allah che ha delle attività importanti di sostegno in Centrafrica Et je garde le meilleur pour la fin. e conservo il meglio per la fine. Nous sommes accueillis dans ce lieu grâce à Sant'Egidio. E siamo accolti in questo luogo grazie a Sant'Egidio. J'aimerais partager avec vous mon expérience de la situation sociopolitique en République centrafricaine. Vorrei condividere con voi la mia esperienza sulla situazione sociopolitica in Repubblica Centrafricana. Sur le thème la République centrafricaine au cœur d'une crise militaro-politique. Il tema è la Repubblica Centrafricana nel cuore di una crisi militare politico. La carte politique de la République centrafricaine. La carta politica della Repubblica Centrafricana. Le drapeau de la République centrafricaine avec ses différentes couleurs. La bandiera della Repubblica Centrafricana nei suoi colori diversi. Historiquement, pour vous dire, la République centrafricaine était connue comme Ubangui Chari. La Repubblica Centrafricana storicamente era prima conosciuta come Ubangui Chari, une ancienne colonie française una ex colonia francese qui faisait partie de l'Afrique équatoriale che française. faceva parte dell'Africa equatoriale francese. L'Afrique équatoriale française était constituée du Tchad, L'Africa equatoriale francese era costituita dal Chad, Ubangui Chari, Ubangui Chari, Congo Congo, et Gabon. Gabon, Congo-Brazzaville et Gabon. Et les couleurs du drapeau centrafricain, selon les intentions de notre premier président qui était prêtre, Barthélemy Boganda, il voulait faire une fédération au cœur de l'Afrique. Allora, i colori sono stati scelti dal loro primo presidente che era un prete, Barthélemy Boganda, e che voleva mettere una rappresentanza delle varie situazioni nei colori della bandiera. Donc chaque couleur représente chaque région. Ogni colore rappresenta una regione di questa federazione. Le bleu, c'est l'océan du Congo. Il blu è il blu dell'Oceano del Congo. Le blanc, c'est le coton du Tchad. Il bianco è il cotone del Chad. Le vert, c'est la forêt du Gabon. Il verde è la foresta del Gabon. Le jaune, c'est le diamant de Centrafrique. Il giallo è il diamante del Centrafrica. Et le rouge, c'est le sang versé par nos ancêtres. E il rosso è il sangue versato dai nostri antenati. L'étoile, c'est cette espérance qui nous guide pour nous sortir vers une prospérité. E la stella è la speranza che ci guida per uscire dalla situazione verso una nuova prosperità. Il n'a pas réussi ce rêve de constituer un État uni en Afrique centrale
il est mort. E il fondatore, questo sacerdote, non è riuscito a vedere realizzato il suo sogno di costituire uno Stato unitario in Centrafrica ed è morto prima. On pourrait dire que depuis sa mort, le pays est resté orphelin. On traverse les crises d'une année à une autre. Si può dire che dalla sua morte il paese è rimasto orfano ed è andato incontro da una crisi all'altra in continuità. Aussi, je peux parler de Centrafrique comme un pays Sì, la Centrafrica è un paese con alcune caratteristiche. fragilisé par de nombreux coups d'État, des rébellions et des mutineries. Reso fragile da numerosi colpi di Stato, ribellioni e di ammutinamenti. Instable politiquement, Instabile politicamente, pauvre par le standard de vie de ses habitants. povero per il livello di vita dei suoi abitanti. Selon le standard de développement humain établi par les Nations Unies, la Centrafrique est classée 188e sur 189 pays dans le monde. Secondo lo standard dello sviluppo umano stabilito dalle Nazioni Unite, la Centrafrica è al 188° posto su 189, penultimo. Pourtant, le pays ne manque pas de ressources. Tuttavia il paese non manca di risorse. Or, diamants, uranium, fer, coltan, forêt, eau, nous avons tout. Oro, diamanti, uranio, ferro, coltan, foreste, acqua, c'è tutto. Les raisons profondes de la crise que nous traversons en ce moment. Le ragioni profonde della crisi che attraversano in questo momento. On peut en citer 3. Ce ne sono tre più evidenti. Politique et mauvaise gouvernance, Politica e cattivo governo, géostratégique geostrategia, et économie. economia. En ce qui concerne la politique et la mauvaise gouvernance, Per quel che riguarda la politica e il cattivo governo, il y a le sentiment d'exclusion nationale, un sentimento di esclusione nazionale, le népotisme, nepotismo, la corruption, corruzione, exposition d'un niveau de pauvreté, esposizione di un livello di povertà, la stagnation du niveau de vie, la stagnazione di questo livello di vita, la manipulation politique d'une population analphabète la manipolazione politica di una popolazione analfabeta et l'impunité. e infine l'impunità. Les raisons liées à la géostratégie. Ragioni legate alla geostrategia, Interférence des pays tiers, interferenze di paesi terzi, positionnement géostratégique du pays posizionamento geostrategico del paese et rivalité entre certaines grandes puissances, notamment on peut parler de rivalité entre la France et la Fédération de Russie. la rivalità fra le grandi potenze, in particolare fra la Francia e la Federazione di Russia. Les raisons liées à l'économie, Ragioni legate all'economia, le contrôle et la mainmise sur les ressources naturelles du pays, il controllo e mettere la mano sopra le risorse naturali del paese, la prédation de l'économie, la depredazione dell'economia, la passation de marchés en dehors de toute légalité constitutionnelle, stabilire dei mercati al di fuori di ogni legalità costituzionale, imposition indue des taxes imposizione indebita di tasse et exploitation illégale de ressources naturelles. e sfruttamento illegale delle risorse naturali. Néanmoins, pour mieux vendre la crise, elle a été présentée comme une guerre de religion opposant chrétiens aux musulmans. Tuttavia, per essere meglio venduta, questa crisi è stata presentata come una guerra di religione che oppone cristiani e musulmani. La composition des groupes armés et des rebelles pourrait justifier cette logique et soutenir cette impression erronée. La composizione dei gruppi armati e dei ribelli potrebbe giustificare in apparenza questa logica e sostenere questa impressione che è sbagliata. En effet, les Séléka sont majoritairement d'obédience musulmane. Infatti i Seleka sono in maggioranza di obbedienza musulmana Et les anti-Balaka sont majoritairement chrétiens ou bien animistes. e gli anti-Balaka sono in maggioranza cristiani o animisti.
Le pays est divisé entre les groupes armés. Il paese è diviso fra i gruppi armati. Certains sont à l'est, d'autres sont à l'ouest, mais en tout cas, l'État ne contrôle que 20% du territoire national. Les 80 autres sont entre les mains des groupes armés. Alcuni gruppi sono all'est, altri all'ovest. In realtà lo Stato controlla soltanto il 20% del territorio nazionale, l'80% è in mano a questi gruppi. Loin d'un antagonisme opposant musulmans aux chrétiens. Sì, bisogna astenersi da un antagonismo che mette in opposizione musulmani e cristiani. Même si certains prétendent défendre des intérêts communautaires ou ethniques, anche se questi pretendono di difendere degli interessi comunitari o etnici, les groupes armés prennent en otage les populations civiles. I gruppi armati prendono in ostaggio le popolazioni civili, vivent à leurs dépens, vivono a loro spese et les exploitent sans vergogne. E le sfruttano senza vergogna. En effet, de cette politique de terreur, il y a des conséquences. Alcune conseguenze di questa politica del terrore. Les conséquences sur l'État peuvent être le sabotage de l'autorité de l'État. Sullo Stato queste conseguenze sono innanzitutto sabotaggio dell'autorità dello Stato. Mise en cause de la souveraineté de l'État. Messa in causa della sovranità dello Stato. Mise en cause de l'intégrité territoriale. Messa in causa dell'integrità territoriale. Destruction des archives publiques et privées. Distruzione degli archivi pubblici e privati. Sur la société. Conseguenze sulla società. Insécurité et entrave à la libre circulation. Insicurezza e difficoltà alla libera circolazione. Déplacés internes et réfugiés. Sfollati interni e rifugiati. Actes de vandalisme. Atti di vandalismo. Analphabétisme et illettrisme. Analfabetismo e insufficienza di formazione e istruzione. Insécurité alimentaire grandissante. Crescente insicurezza alimentare. Accès aux soins de santé limité et risque de santé publique. Limitati accessi alle cure sanitarie e messa a rischio della sanità pubblica. Sentiment d'impunité. Sentimento di impunità. Violation des droits humains. Violazione dei diritti umani. On parle de viol. Sì, stupri. Esecution extrajudiciaire sommaire. Esecuzioni extragiudiziarie sommarie. Personnes enterrées vivantes. Persone sotterrate vive. Incendie des maisons et des villages. Incendio di case e di villaggi. Quelques images de villages et maisons incendiés. Ecco alcune immagini dei villaggi e delle case incendiate. Parlons de violation de l'intégrité physique de la personne, des personnes qui se retrouvent amputées. Violazione dell'integrità fisica di persone che si trovano qualche volta amputate. Des cas de viol. Casi di stupro. Des personnes qui sont tuées sans considération. Persone uccise senza ritegno, senza considerazione. L'Église se trouve au cœur de cette crise. La Chiesa Cattolica si trova al cuore, nel cuore di questa crisi. L'Église a été victime de sa générosité pastorale. Ella è stata vittima della sua generosità pastorale. Des cas de vandalisme des infrastructures qui ont été mises à disposition. Ci sono casi di vandalismo delle infrastrutture messe a disposizione dalla Chiesa. Attaques et critiques non fondées. Attacchi e critiche non fondate. Destruction des centres de santé, écoles, centres de formation professionnelle. Distruzione di centri sanitari, di scuole e di centri di formazione professionale. Profanation des églises. Profanazione di chiese. Destruction des presbytères et couvents. Distruzione di case dei sacerdoti e di conventi. Assassinat des agents pastoraux. Assassinio di agenti pastorali. Quelques images des sœurs qui quittent leur paroisse. Alcune immagini delle suore che abbandonano la loro parrocchia. Destruction des archives. Distruzione di archivi. Centre de formation promotionnelle dans le diocèse de Bosangwa.
C'est un exemple que je prends de chez moi, les images. Voilà, centro di promozione femminile della diocesi di Bossangoa. Mais c'est une réalité que connaissent tous les 9 diocèses du pays. È una realtà che è conosciuta da tutte le 9 diocesi del paese. La radio diocésaine chez moi à plat. La radio diocesana messa fuori uso. État de dégradation des presbytères et des couvents. Stato di degrado dei presbiteri, cioè delle missioni e dei conventi, dei bagni. Ecco una casa di residenza dei sacerdoti incendiato. Anche questa. Alors on peut se poser la question, pourquoi tant de haine et de violence contre l'Église catholique? Ci si può domandare perché tanto odio e tanta violenza contro la Chiesa cattolica. Je dirais, ces violences sont plus ou moins expliquées par l'engagement de l'Église pour la justice. Una spiegazione viene dall'impegno della Chiesa in favore della giustizia. L'engagement de l'Église pour la promotion et la défense des droits humains. L'impegno della Chiesa in favore della promozione e della difesa dei diritti umani. L'accueil des déplacés qui échappent au contrôle effectif des groupes armés. L'accoglienza degli sfollati che sfuggono così al controllo effettivo dei gruppi armati. La dimension économique de la crise qui profite aux groupes armés. La dimensione economica della crisi che profitta ai gruppi armati. La présence de l'Église, des prêtres, des religieux, des religieuses pour la population, c'est un gage de sûreté. L'impegno dei sacerdoti, delle suore, dei religiosi in favore della popolazione è una garanzia di sicurezza. Pour les groupes armés, c'est un embêtement. Per i gruppi armati è una difficoltà. No. Quand ils peuvent faire en sorte que les prêtres et les religieux partent de là pour leur laisser le terrain libre, ils s'engagent à fond. Quando i gruppi armati riescono a far partire i sacerdoti, i religiosi, le suore da una località, hanno carta libera per impegnarsi loro stessi. Toutefois, le rôle de l'Église catholique a été déterminant. Tuttavia il ruolo della Chiesa Cattolica è stato determinante. Par sa proximité pastorale, per la vicinanza pastorale, par les médiations, l'intermediazione, par les plaidoyers, per l'intercessione in favore di, par l'assistance humanitaire, l'assistenza umanitaria, par la protection des droits fondamentaux de l'homme, protezione e difesa dei diritti fondamentali dell'uomo, par la promotion humaine, promozione umana, par l'assistance psychologique aux victimes, assistenza psicologica alle vittime, par l'appui au relèvement socio-économique, sostegno al rilevamento socio-economico et par l'appui à l'éducation et à la santé. Per il sostegno all'educazione e alla sanità. Je vous présente quelques images de chez moi, l'accueil des déplacés. Alcune immagini di casa sua, qui l'accoglienza degli sfollati. Vous avez, Père David, ici, les Carmes ont accueilli à Bangui, dans leur couvent, des déplacés, plusieurs dizaines de milliers de déplacés pendant plusieurs années. C'è qui Padre Davide dei Carmelitani, i quali hanno accolto nella loro presenza a Bangui alcune decine di sfollati per parecchi anni. Les Capucins en ont fait autant. Altrettanto hanno fatto i Cappuccini. Quand on les accueille, il faut les distraire, leur faire passer à l'esprit, donc on les occupe utilement. Voilà, quando si accolgono questi sfollati bisogna anche aiutarli a superare il momento con delle attività che possano interessare come lo sport. L'assistance sanitaire. L'assistenza sanitaria. Distribution des kits de première nécessité. Distribuzione di kit di prima necessità, di materiale di prima necessità. Appui à l'autoprise en charge alimentaire. Sostegno a prendersi in carica dal punto di vista alimentare. Distribuer de la nourriture, c'est bien pour quelque temps, mais aider les gens à se prendre en charge, c'est mieux. Distribuire del cibo è bello inizialmente, ma è meglio aiutare la gente a farsi carico di se stessa
dal punto di vista alimentare. Assistance aux personnes à mobilité réduite. Assistenza a persone a mobilità ridotta. La médiation, c'est une partie de notre ministère, une grande partie de notre ministère. L'intermediazione è un aspetto molto importante del nostro ministero. La crise, on ne peut pas la résoudre uniquement par la force. La crisi non si può risolvere unicamente con la forza. L'option militaire est limitée. L'opzione militare è limitata. La meilleure voie de sortie de la crise, c'est le dialogue, c'est se parler. Il miglior mezzo, la miglior strada per uscire dalla crisi è il dialogo, parlarsi. Et nous favorisons la médiation entre les groupes. E noi favorizziamo, rendiamo favorevole la mediazione fra i gruppi. Nous favorisons la médiation avec les groupes armés. Sosteniamo la mediazione con i gruppi armati. Et dans le diocèse de Bossangoa, j'ai reçu par ces médiations à faire signer 2 accords de paix au niveau local qui tiennent. E con questo atteggiamento di intermediazione sono riuscito a fare firmare in questa regione sua 2 accordi di pace importanti che ancora resistono. Ces accords de paix ont permis à la population de retrouver un semblant de vie. Questi accordi hanno permesso alla popolazione di ritrovare una somiglianza di vita. Il y a aussi le plaidoyer. Là, c'est après des incidents graves qui mettent en cause les contingents des Nations Unies, notamment le cas des Pakistanais à Batangafo. C'è anche questo aspetto del plaidoyer, cioè dell'intervento in favore di, in alcune situazioni come questa, dei soldati pakistani dell'ONU, intorno ai quali c'erano dei problemi. Je me suis déplacé pour les rencontrer, parler avec eux et essayer de remettre les choses en ordre. Mi sono spostato, sono andato a parlare con loro per cercare di rimettere le cose a posto. La visite pastorale du pape François en novembre 2015 a contribué à plusieurs égards à la description de la situation sociopolitique du pays e favorisé l'organisation des élections apaisées. La visita pastorale del Papa Francesco nel novembre 2015 ha contribuito, sotto vari aspetti, a rasserenare la situazione sociopolitica del Paese e a favorire l'organizzazione di elezioni pacifiche. Ecco la visita del Papa Francesco. L'ouverture de la porte sainte à Bangui. L'apertura della porta santa a Bangui. Il discorso del Papa. Il saluto alla folla. L'accarezzamento del bambino. Cette visite n'a pas été prévue dans le programme. Questa visita, di cui vediamo le immagini, non era prevista nel programma. C'est la visite au centre pédiatrique de Bangui. La visita al centro pediatrico di Bangui. Là, il a vu la misère des enfants. Ha visto la miseria dei bambini. Et c'est à ce moment qu'il a décidé de faire intervenir l'hôpital Jésus Bambino pour la construction du centre pédiatrique. Si è reso conto della situazione molto difficile dal punto di vista pediatrico e ha deciso di chiedere l'intervento dell'ospedale del Bambino Gesù perché realizzi un nuovo centro pediatrico a Bangui. C'est un beau projet qui a été bien réalisé, remis au gouvernement centrafricain, à l'église de Centrafrique le samedi surpassé. È un progetto magnifico che è stato realizzato e che è stato consegnato allo Stato sabato scorso, samedi passé, quindi con un gesto molto significativo di cui c'è qui una traccia. L'hôpital Jésus Bambino se retire, mais l'association des médecins QAM va prendre la suite. Sì, l'ospedale Bambino Gesù non continua, si ritira, però c'è l'associazione QAM, i medici senza missionari, medici di Padova, che prenderà la continuità di questo impegno. Ancora il Papa a Bangui, in mezzo alla folla.
L'Église a sa vocation, fidèle à sa vocation, l'Église continue à témoigner en acte sa foi. Fedele alla sua vocazione, la Chiesa continua a testimoniare con degli atti la sua fede, Par la proximité pastorale, con la vicinanza pastorale, en dépit des nombreux prix tant humains que matériels consentis. nonostante i prezzi sia a livello umano che materiale che sono richiesti. Vicinanza pastorale. Comme des religieuses qui sont parties pour des raisons d'insécurité reviennent, c'est toute la ville qui les accueille avec joie. Delle suore che erano partite per ragioni di insicurezza ritornano e tutta la città che li accoglie con grande gioia. Les perspectives d'avenir. Prospettive di avvenire. L'Église reste le gage de confiance pour la population. La Chiesa rimane la garanzia di fiducia per la popolazione. Il y a besoin de réhabiliter les infrastructures et de les doter en équipement. Bisogna riabilitare le infrastrutture e dotarli di equipaggiamenti nuovi. Les centres de santé, écoles, centres de formation, presbytères, couvents. Centri di sanità, le scuole, i centri di formazione, le missioni e i conventi. Il y a besoin de renforcer la capacité des populations. Bisogna rinforzare la capacità autonoma della popolazione. La sécurité alimentaire, Nella sicurezza alimentare, microcrédit, microcredito mise en place des petits projets de développement. e avvio di piccoli progetti di sviluppo. Le tout sécuritaire ne résoudra pas le problème centrafricain parce que à la base c'est une question de pauvreté et de misère. Voilà. Il problema sicurezza non risolverà tutti i problemi del Centrafrica perché alla base è un problema di povertà e di insufficienza. Et le renforcement de la capacité des populations dans le domaine de la cohésion sociale. Bisogna ritrovare un maggior rinforzo della capacità delle popolazioni nel dominio della coesione sociale. Et finalement, la perspective de la paix avec le dernier accord de Khartoum. E sostenere la prospettiva di pace con questo ultimo accordo firmato a Khartoum. On dit l'accord de Khartoum, c'est le 8e accord qui a été signé depuis le début de la crise en 2012. L'accordo di Khartoum è l'8° che è stato firmato a partire dall'inizio della crisi nel 2012. Sant'Egidio a contribué à cet effort de sortie de crise avec l'accord de Rome. Sant'Egidio ha contribuito a arrivare a questo accordo di Khartoum con un accordo preventivo a Roma. Je dirais l'accord de Khartoum, c'est le meilleur accord que nous avons. È il miglior accordo che sia stato fatto finora. Mais aussi meilleur qu'il soit, si les mécanismes de mise en application et de suivi ne sont pas garantis, ce sera un échec. Nonostante il fatto che si abbia queste belle caratteristiche, se non ci sono i meccanismi di realizzazione e di continuità di quello che è stato deciso, sarà ancora uno scacco. Et nous espérons que ces mécanismes-là vont être suivis par tous les acteurs qui se sont engagés. E speriamo quindi che tutti questi meccanismi saranno seguiti da parte di tutti gli attori intervenuti in questi accordi. Que nous faudrait-il pour la réalisation de tous ces projets? Di che cosa avremmo bisogno per la realizzazione di tutti questi progetti? Nous avons besoin de ressources humaines honnêtes et compétentes. Risorse umane oneste e competenti. Un suivi rigoureux des projets. Continuità rigorosa dei progetti. Mise à disposition de moyens matériels et financiers. Messa a disposizione, disponibilità di mezzi materiali e finanziari. Réhabilitation et équipement des infrastructures. Riabilitazione e attrezzatura delle infrastrutture. Presbytère, couvent, centre de formation technique et professionnelle, centre de santé et école. Residenze dei sacerdoti, conventi, centri di formazione tecnica e professionale, i centri di sanità e delle scuole. Merci pour votre grande attention et pour votre générosité. Grazie per la vostra grande attenzione e vostra generosità. Ringrazio Monsignor Nestor per le parole toccanti che ci ha detto, per queste descrizioni
della Repubblica Centrafricana davvero tanto provata, ecco, da questi anni di guerra. È vero, come diceva Monsignore, che la Chiesa è sempre stata una presenza ed è sempre stata accanto agli ultimi, accanto ai più poveri. Ed è per questo che oggi vogliamo ascoltare anche la testimonianza di Padre Davide, carmelitano, che, eccolo laggiù che arriva, che insieme ai suoi confratelli è presente da davvero tanti anni, adesso Padre Davide magari ci dirà anche da quando, è presente nella Repubblica Centrafricana con davvero tante belle cose. Padre Davide. È acceso? Prima di tutto un grande ringraziamento di cuore, perché quando si parla del Centrafrica toccate nel vivo noi missionari, no? E in queste settimane che ho preceduto questo incontro mi domandavo come si parlerà del Centrafrica, no, perché non vorrei che si parli sempre solo della guerra, no? E ringrazio veramente Eccellenza che ha dato un quadro veramente completo. Ringrazio anche per i complimenti che ha fatto ai carmelitani, perché non è per merito che ci siamo trovati a fare quell'opera straordinaria di accoglienza di 10.000 rifugiati. Sono arrivati e abbiamo veramente imparato la carità giorno per giorno, anno per anno, perché è durato circa 3 anni questa accoglienza. Nella nostra inesperienza, perché siamo dal 71 in Centrafrica e i padri avevano scelto, io nel 71 dovevo ancora nascere, avevano scelto la Repubblica Centrafricana a motivo della povertà, a motivo del fatto che era uno degli ultimi, forse il penultimo stato dove il Vangelo era arrivato, quindi per motivi di evangelizzazione, per motivi di povertà. Non eravamo pronti alla guerra. Colpi di Stato ne abbiamo visti diversi, ma questa era una guerra di qualità diversa. E la prima sera che la missione è stata invasa pacificamente da queste persone che cercavano protezione, abbiamo preso l'iniziativa di dar da mangiare a tutti. Erano 500, hanno mangiato tutti. Dalla seconda sera in poi, che erano migliaia, abbiamo detto no, forse il Signore ci chiede qualcos'altro, perché veramente siamo stati veramente, come si può dire, superati da questa emergenza, eccetera. Però devo dire che ha sollecitato la nostra carità di carmelitani, che mentre facevano l'orazione teresiana prima dell'alba e dopo il tramonto, pregavamo pensando alla parabola delle 10 vergini stolte e vergini sagge che mettevano, no, che dovevano avere l'olio, e sentivamo i bambini nel campo rifugiati, che era il cortile della missione, eccetera, che vendevano il petrolio, no, petrolio, eccetera. Abbiamo convissuto, il nostro refettorio è diventata una sala da parto. La sala capitolare è diventata, sapete, la sala capitolare dei conventi, no? Un convento semplice, ma c'era una saletta capitolare, è diventato un laboratorio di analisi, eccetera, eccetera. Abbiamo convissuto e mentre loro vivevano, eccetera, noi avevamo un motivo forte, no? per pregare, forse la nostra orazione è diventata meno superficiale. Questa è l'esperienza a cui ha fatto riferimento Monsignor Nestor. E ho portato delle cose, 3 scritti. Più semplice, questo è il nostro giornalino missionario. Mi sono permesso di portarlo perché avevamo interpellato un esperto che dava un po' l'idea del nuovo ruolo dell'Africa, un'Africa che non è poverina da commiserare, ma è un'Africa... ci sono alcuni dati, il 12% della popolazione centrafricana consulta il suo conto bancario sullo smartphone, cioè, forse l'Africa non è cambiata velocemente. Poi non entro nei dettagli perché grazie a Dio faccio un altro mestiere. Questo è
Padre Aurelio Gazzera, ecco, io sono qua a nome dei Carmelitani, non hanno invitato Padre Davide. Quando è arrivato l'invito della SMA eravamo tutti a Bangui in Centrafrica, ci siamo guardati e ho detto beh, io a marzo sono in Italia e vengo io, però sarebbe stato bello avere un testimone come Padre Aurelio Gazzera, che tanti conoscono sicuramente, perché ha fatto, tra le cose, anche un'opera di pacificazione come il Vescovo, quando ha raccontato che ha fatto firmare un accordo di pace locale tra i ribelli della zona, e poi Padre Aurelio finché ha potuto, perché adesso veramente supera un po' le nostre possibilità di missionari la guerra, ma finché ha potuto ha fatto opere di mediazione di ogni genere che sono finite in questo libro che si chiama Coraggio. Padre Aurelio è chiamato una penna felice, tra l'altro è stato premiato da Mattarella, sapete Mattarella ogni anno, questi eroi eccetera, e una penna felice perché nonostante questi problemi eccetera eccetera, leggerlo, conoscerlo, incontrarlo ti dà proprio coraggio. Forse in un posto dove è così pieno di punti d'ombra, forse la luce brilla un pochettino di più, e quindi è veramente un esempio grande. Questo chiaramente Amicizia Missionaria, prendetela liberamente, questa se volete lasciare un'offerta bene, se no dite un'Ave Maria per i frati e l'avete pagato abbondantemente. Il terzo libro, e concludo, è il Vangelo in Sango, che è la lingua del Centrafrica. Lui ride perché noi missionari, almeno parlo di me Carmelitani, possiamo fare tanti giornalini missionari, possiamo scrivere dei bei libri, ma questo in Centrafrica manca da più di 10 anni. In nessuna diocesi nessun cristiano può più trovare da decina d'anni, 12 non li so contare, l'ultima edizione probabilmente risale al 2000, e non è soltanto, come posso dire, una mancanza, come posso dire, negli scaffali, però o ripartiamo un attimino dalla carità o ripartiamo un attimino dal perdono, oppure non lo so. E quindi in questa parte noi siamo, e concludo, nel 20% del paese dove le cose vanno benino, nel senso che io sono andato, non ho rischiato un granché, ho accompagnato 3 volontari che sono lì, staranno 3 mesi, è una zona dove grazie a Dio si riesce a lavorare, abbiamo 7.700 bambini nelle scuole. Ma non sono un peso, sono 7.700 sorrisi, sono 7.700 vite che ci danno coraggio e entusiasmo. Quando sono entrato 15 giorni fa in aula ho visto dei sacchi in fondo all'aula, non mi sono stupito, in Centrafrica dentro le aule scolastiche trovi i maiali, le capre, non era una cosa... Però poi parlando il maestro mi dice, siccome andavo e alcuni bambini erano assenti, tanti, e dico come mai è assente? Il villaggio è minacciato perché c'è un fenomeno strano di questi gruppi armati che difendono un po' le mandrie di vacche che si spostano per la transumanza eccetera eccetera, e quindi quando passano questi pastori nomadi, la gente ha paura che poi arrivino dopo i ribelli eccetera eccetera. Vabbè, arrivo lì e questa classe è mezza vuota eccetera eccetera, e ho voluto dire insomma domani li voglio vedere tutti i bambini, no? E sono tornati non perché gliel'ho detto io, ma c'era questo ritorno eccetera eccetera. Quindi andiamo in questi 30 villaggi cercando di portare l'istruzione e cercando di continuare la nostra opera attraverso i catechisti eccetera eccetera. Questo è un po' quello che facciamo, e devo dire, quando mi dicono com'è andata, io non dico è andata bene, è andata bellissimo, nel senso che è bella ancora la missione,
è bella la missione. Uno dice, ma nonostante quei problemi lì, eccetera, no, ma proprio per quei problemi, nel senso la missione ha senso perché vai dove qualcuno ha bisogno. Dice, ma cosa fate lì? Facciamo quello che possiamo, però quando sei malato, se hai una persona accanto al tuo letto, anche se non è un medico, non ha la bacchetta magica, non risolve il tuo problema, ti fa piacere che non essere solo quando sei malato, e noi cerchiamo di non lasciare sola questa popolazione. Ringrazio tutti perché insomma ho avuto anche la possibilità di dire queste 4 cose in una sala piena, grazie anche a Sant'Egidio che quando organizza le cose le organizza bene. Grazie. Grazie a padre Davide che diceva le cose belle, no? Ecco, diciamo che vicino a Bangui c'è un luogo particolarmente bello, che è il Carmel, che è veramente un'oasi di bellezza, oltre che umana, anche diciamo un giardino davvero speciale e bello, ecco, dove appunto sono stati accolti anche tanti rifugiati. E allora adesso ascoltiamo la signora Moira Gerace dell'associazione Tenetiala, è un'associazione di Chiavari che sostiene e aiuta il Centrafrica, e ascoltiamola. Sì. Buonasera a tutti, mi chiamo Moira Gerace e collaboro a titolo di volontariato con la missione di Maigaro, vicina alla città di Buarre dal 2006, e da qualche anno con l'associazione Tenetiala di Chiavari. Oggi sono stata invitata a presentare qualche breve cenno storico e una sintesi della realtà attuale delle missioni liguri in Repubblica Centrafricana. Sì. Allora, è una volontà, c'est une bénévole qui travaille avec une association qui est présente dans la missione Maigaro dal 2006. Maigaro del 2006, e anche in un'associazione qui che si chiama Giulio Tenetiala. Pardon. Dalla mappa della Repubblica Centrafricana possiamo vedere come storicamente le missioni liguri si siano concentrate nella parte centrale e occidentale del paese. Chiaramente questo intervento va inteso nel contesto più ampio delle missioni italiane presenti nel Paese e non solo. Nel 1894 arrivarono i primi missionari spiritani francesi a Bangui, fondarono le prime stazioni missionarie all'interno della città in un contesto allora estremamente difficoltoso, con pochi missionari, un clima difficile, mancanza di strade, di mezzi e di quello che era lo sviluppo occidentale. La loro attività proseguì negli anni 10, 20 e 30 e si recarono via via nelle altre direzioni del paese, est, nord, ovest. Che cosa sta parlando? È sempre gli spiritani. Ok, ma sempre du Saint-Esprit. Vi fu poi una parentesi dovuta alla Prima Guerra Mondiale che sospese le attività. Nel 1938 arrivarono i primi frati cappuccini francesi che sostituirono gli spiritani a ovest e a nord, mentre gli spiritani si organizzarono a Bangui e a est. E vi fu una seconda parentesi di stallo dovuta alla Seconda Guerra Mondiale.
Nel 1949 arrivarono i primi cappuccini genovesi in aiuto ai francesi e alcuni padri arrivati negli anni 60 dalla Liguria sono ancora attivamente in missione. Fra le principali attività svolte dai cappuccini vi sono centri agricoli, centri culturali di formazione per laici, formazione per catechisti, istruzione soprattutto con scuole di villaggio. Sono missionari itineranti nella savana, con una importantissima attività di vicinanza alle popolazioni nelle zone periferiche più profonde dell'Abruzzo. Hanno fondato un importantissimo museo etnografico chiamato Dati Akotara, che significa in lingua sango la casa degli antenati, che ha permesso la conservazione, il recupero, la catalogazione di tutti i reperti della storia locale che altrimenti sarebbero andati persi. Sono attivi nella sanità, soprattutto con centri per disabili e dispensari farmaceutici di villaggio. Hanno fondato 3 seminari suddivisi in medie, liceo e teologia. Hanno in gestione la Radio Siriri, radio diocesana, di cui parlerò più diffusamente più avanti, e padre Armando Monsignor Gianni è stato vescovo di Buar per 40 anni, dal 1978 all'anno scorso. Qui alcune suggestive immagini del museo. Nel 1958 l'Assemblea Centrafricana dichiarò la nascita dell'entità autonoma della Repubblica Centrafricana con Barthélemy Boganda, primo ministro del governo. Era stato prete cattolico, nonché il fondatore del primo partito politico del paese. Nel 1960 la Repubblica Centrafricana ottiene finalmente l'indipendenza dalla Francia. Nel 1971 arrivarono i primi carmelitani genovesi, abbiamo ascoltato padre Davide, e fra le loro principali attività ci ha già un po' raccontato, ma vale la pena aggiungere qualche dato. Si occupano principalmente di evangelizzazione e formazione del clero e attività sociali, hanno missioni soprattutto nel nord-ovest del paese, hanno dispensari, un lebbrosario, un centro nutrizionale, una scuola meccanica, una cooperativa di falegnameria, 24 scuole, 10 asili. Negli stessi anni giunge da Genova la dottoressa Ione Bertocchi per ricoprire l'incarico di coordinatrice e formatore sanitario per la diocesi di Buar, tramite l'allora vescovo Monsignor Gianni, incarico che ricopre tutt'oggi dopo quasi 50 anni di servizio continuativo. Nel 1987 arrivano le suore francescane missionarie del Sacro Cuore, con casa madre a Gemona del Friuli, fondarono la missione di Iniem e dopo pochi anni la missione di Maigarò nei pressi di Buar. Qua possiamo vedere una fotografia satellitare della missione e la facciata dell'ospedale. Più avanti parlerò del motivo per cui cito questa missione. Nell'89 arrivano alcune clarisse del convento di Chiavari, che negli anni si è trasferito a Leivi, con 5 sorelle accompagnate da padre Agostino Bassani. Attualmente la comunità è composta da 4 suore africane e 5 italiane. La loro presenza è davvero molto apprezzata dal contesto missionario in cui vivono e da parecchi anni ormai sono punto di riferimento per la preghiera e l'intercessione per la pace, nonché si rivolgono a loro tanti operatori umanitari che in questo periodo, da quando c'è la guerra, sono presenti in loco. Si dedicano inoltre alla produzione delle ostie per tutto il Centrafrica e il Chad. Nel 1995 venne fondata Radio Siriri, gemella di Teleradio Pace di Chiavari, su sollecitazione dell'allora vescovo Monsignor Daniele Ferrari, che chiese all'attuale direttore di Telepace, Don Fausto Brioni, di recarsi a Buar per l'installazione di Radio Siriri.
Infatti il contesto in cui venne formulata questa richiesta è di un paese che vede la totale assenza della carta stampata e, mancando una rete elettrica, è assente tutto quello che può essere televisione. Quindi doveva svolgere una fondamentale attività di informazione della popolazione, di formazione, sostenere campagne di sensibilizzazione di vario genere nel campo della sanità, per promuovere vaccinazioni, per incentivare le famiglie a mandare i figli a scuola, e chiaramente evangelizzazione. È in questo contesto che Don Fausto organizzò sempre questi suoi frequenti viaggi, coinvolgendo gruppi di giovani e lavoratori specializzati sia in campo tecnico che sanitario, e proprio a causa di questi viaggi ad oggi più di un centinaio di volontari del Tigullio hanno fatto esperienza di volontariato in Repubblica Centrafricana. Ne sono così scaturite varie diversificate attività di sostegno delle missioni presenti nella diocesi di Buar. In questo contesto nasce una intensa cooperazione da parte dei volontari liguri presso la missione di Maigarò, che si va ad intersecare con una rete di volontari del Triveneto, allora già molto attiva e cospicua, da cui è nata una collaborazione intracciata che via via si è estesa negli anni a tutto il nord Italia. Le opere della missione di Maigarò sono una scuola primaria e tecnica femminile. Quest'anno si andranno ad aggiungere la scuola materna, mentre la tecnica femminile sarà sostituita da un liceo ambosessi. Gestiscono 2 case famiglia, Casa Odette per bambine e bambini e Casa Antoinette per adolescenti. L'ospedale di Maigarò è una struttura sanitaria di notevole importanza nel contesto in cui si trova, punto di riferimento sanitario nel raggio di decine di chilometri, con i suoi più di 70 posti letto, una sala operatoria per piccola chirurgia, maternità, pediatria, medicina generale, infettivologia, fisioterapia, banca del sangue, ambulatorio, consultazioni, centro nutrizionale, vaccinazioni. Le attività svolte dai volontari qua dalla Liguria si articolano in vari ambiti, con una ricerca e selezione di personale sanitario per missioni brevi e medie, invio di attrezzature medicali e farmaci non reperibili in loco, invio di attrezzature di vario genere, di prima necessità, scolastica, assistenza informatica sempre più importante e raccolta fondi. In questo contesto si sono fatte alcune esperienze su cui vorrei particolarmente spendere 2 parole, esperienze di telemedicina. Con alcuni medici volontari si sono iniziate a effettuare piccole esperienze di consultazione a distanza, tenendo conto della totale assenza di medici specialisti nel Paese. Basti pensare che in tutto il Paese esistono solo 4 pediatri e un ortopedico in tutto il Paese. I risultati sono stati molto buoni e questo ci ha portato a portare avanti un progetto pilota grazie alla collaborazione con Medici in Africa Onlus di Genova, che ci hanno aiutato a creare un database di medici specialisti volontari nel fare queste consultazioni a distanza, e grazie alla facoltà di ingegneria al dipartimento di ITEN si sta realizzando un software che permette di sistematizzare questa esperienza di telemedicina. Questo software è in fase di ultimazione e quest'estate mi sono recata in missione per una fase di pre-test. Queste sono alcune slide che dettagliano il progetto. Infine, l'associazione Tenetiala che oggi rappresento è stata fondata da 4 giovani chiavaresi in occasione di una delle esperienze vissute. Sono stati profondamente colpiti e hanno fondato questa associazione per essere di aiuto alla missione. Questo è stato un esempio di raccolta fondi effettuato l'anno scorso in occasione delle partite di Champions League di pallanuoto. Grazie alla collaborazione con la Prorecco tutti i proventi sono stati devoluti al progetto Un medico per Maigarò.
che quindi ha consentito di finanziare lo stipendio del medico in quel momento, andando quindi a raggiungere ogni giorno le persone più bisognose. Sono stati raccolti 7.000 euro. Quindi vi ringrazio, vorrei sottolineare quindi questa rete di collaborazioni, di amicizie che si è creata negli anni e che senz'altro può essere ancora oggetto di essere ampliata e migliorata. Questa è una bella immagine della Madonna di Maigarò. Ringrazio Padre Agostino Bassani per i dati storici forniti e tutti voi per l'attenzione. Ringrazio di questa bella spiegazione che ci ha anche aiutato a comprendere davvero anche il peso dei missionari in Repubblica Centrafricana. Forse ci rimane ancora il tempo, uno spazio, se qualcuno, una, due domande al massimo da porgere a Monsignore. Un microfono, forse. Pace bene a tutti. Pace bene. Mi chiamano Frate Agostino. Frate Agostino. Di Cappuccino. Ero distante capisse. Sono missionario in Centrafrica da un po' più di 40 anni. Microfono, mi sentite? Grazie. No. Va bene? Va bene. Giusto per dire chi sono. Grazie Monsignore per l'ottima presentazione. Naturalmente dal vostro punto di vista conoscete molto bene tutto quello che succede, grazie a Padre Davide anche e a Moira che hanno molto bene completato. Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire, ma da parte mia vorrei fare una riflessione e porre una domanda. E magari una provocazione, non lo so. Abbiamo sentito dire di tutto quello che la Chiesa fa in Centrafrica ed è enorme, vi posso dire enorme, soprattutto in questi 4-5 anni di guerra, di insicurezza anche nostra. Ci sono stati finora circa 10 sacerdoti diocesani uccisi, ammazzati, con i Kalashnikov. Da questi ribelli, per non parlare delle centinaia se non migliaia di gente, cristiani e no, con tutto quello che è seguito. Però io mi dico, e Monsignore questo è anche per voi, tutto quello che la Chiesa fa, ripeto, è enorme, nella scuola, nella sanità, nell'accompagnamento della gente, nella formazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però a un certo punto si ferma. A mio avviso, e ho sentito adesso da Sant'Egidio, che anche voi siete ormai impegnati nella sanità a Bangui, purtroppo molte cose sono alla capitale, il resto del paese è un po' lasciato indietro. Fortuna che ci sono altre realtà come in varie diocesi. Però mi domando e mi dico, sono tutte stampelle che si usano per aiutare la gente a vivere un po' meno peggio, con l'istruzione, con la sanità, con eccetera eccetera. Ripeto ancora una volta, scusatemi, si fa enormemente, però qual è il risultato concreto? Ormai sono anni che regolarmente, tra colpi di Stato, guerra, non bisogna dimenticare la guerra del 2002-2003, quando il presidente Bozizé con la guerra ha distrutto mezzo paese per prendere il potere, poi è diventato presidente, distruggendo missioni, parrocchie e via dicendo. Finisco. Poi questa guerra qui che dura dal dicembre 2012 e non è finita, Monsignore, se mi permettete, sono un po' perplesso su questo 8° trattato o accordo di pace. Sono un po' perplesso, a mio avviso non ci sono i fondamenti perché possa andare avanti. Preghiamo lo Spirito Santo, noi che ci crediamo, e da parte vostra soprattutto fare quello che è possibile. Ma allora, ecco, e finisco la domanda, la provocazione.
Non è pensabile in Centrafrica organizzare in qualche modo, e allora voi, Sant'Egidio, non so se il vostro compito è la salute, perché no, anche quello, ma in quanto laici e con le competenze che avete, non è pensabile fare una scuola di formazione per gli amministratori e i politici? Perché tutto viene da lì, tutti i mali di questo Paese vengono che non c'è Stato, non c'è amministrazione, non c'è governo che funziona da anni, da decenni, e quindi il Paese non può funzionare. Quindi, allora, con l'aiuto naturalmente della conferenza episcopale, di cui abbiamo il Presidente, non potete pensare a qualcosa di diverso? Perché alla base quello di fare le scuole, di fare la sanità, possiamo pensarci anche noi poveri frati e suore, ma a quel livello lì non è roba nostra, è roba vostra, professionisti, competenti, che potete fare qualcosa. Ringraziamo Padre Agostino che ha anche contribuito davvero a darci un altro volto, anche dolente, di questo Paese, no? Padre Agostino fa delle domande difficili, no? Non ho capito qual è la domanda al Vescovo. È possibile che sia fatta in Centrafrica una scuola di formazione per amministratori e politici? Io ho detto, facciamola prima in Italia. Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à une réunion organisée à Addis Abeba en Éthiopie par la Caritas Africa. Poco tempo fa ha partecipato ad Addis Abeba a una riunione organizzata dalla Caritas africana. C'était l'occasion de faire la radioscopie de la situation en Afrique de manière générale. È stata l'occasione per fare una radiografia della situazione dell'Africa in generale. Et mettre en place une équipe, un mécanisme pour des plaidoyers par rapport à tous les problèmes qui affectent l'Afrique. Ok, si tratterebbe di mettere in piedi, quindi di organizzare una forma di intervento, di plaidoyer, di intercessione in favore di tutti i problemi che si pongono alla realtà africana. Et dans ces problèmes, il y a la mauvaise gouvernance. E fra questi problemi c'è il cattivo governo. On se pose la question sur une formation éthique de la jeunesse africaine e de ses élites. Ci poniamo il problema della formazione della gioventù africana e delle sue élite. La formation éthique reste une grande préoccupation. La formazione etica morale rimane una grande preoccupazione. Et tu as tout à fait raison. E tu hai perfettamente ragione. Allora abbiamo ancora tempo per una domanda rapidissima. Eccola giù. Prego. Sì. Ok. È attivo? Mi sentite? Sì. Buonasera. Buonasera. Faccio parte di un'associazione, ovviamente anch'io di volontari, che operiamo da poco. Noi ci occupiamo un po' del Senegal, un po' della Tanzania, Congo. L'associazione si chiama Il Nodo sulle ali del mondo. Comunque, a parte questo, la mia domanda è, riallacciandomi al padre di prima, non è più istruttivo istruire, scusatemi il gioco di parole, le persone che si occupano di politica nel Centro Africa o in tutta l'Africa, ma bensì abbiamo studiato questa cosa, cacciare fuori
quello che sono gli stranieri, perché siamo convinti che gli africani sono stati corrotti dagli stranieri. I Kalashnikov che accennava il padre non vengono prodotti dagli africani, vengono prodotti dagli occidentali. Sono loro che fanno i danni maggiori dell'Africa, perché gli africani sarebbero anche persone civili, educati, ma finché gli occidentali sono lì a depredare tutte le ricchezze e forniscono le armi, non saranno mai liberi di pensare e di agire nel modo corretto. Grazie. Grazie del contributo. Monsignore vuole dire ancora qualcosa? La question, les relations entre États restent complexes. Le relazioni fra gli Stati sono sempre complesse. Les relations entre États sont essentiellement fondées sur des intérêts. E sono essenzialmente fondate sugli interessi. Ceux qui viennent en Afrique viennent pour puiser ce qu'ils peuvent en tirer. Quelli che vengono in Africa vengono per utilizzare quello che possono sottrarre. À un moment, il faut avoir le courage et les forces. Si les forces ne sont pas les mêmes, tu ne peux pas résister. A un certo punto bisogna avere il coraggio e anche l'opportunità, a condizione che le forze siano in grado di resistere, altrimenti non si può resistere. Et je dirais, le malheur de l'Afrique, c'est le manque de solidarité. Voilà, la disgrazia dell'Africa è la mancanza di solidarietà. Nous chantons un peu partout que les Africains sont solidaires, mais quand on regarde de près, en ce qui concerne la gestion politique, la gestion économique, il n'y a pas de solidarité. Si dice dappertutto che gli africani sono solidali, ed è vero, però se si guarda in realtà dal punto di vista politico non c'è solidarietà. Ceux qui ont la volonté de faire changer positivement les choses se font attaquer par leurs propres frères et on les met de côté. Quelli che vogliono fare evolvere in modo positivo le cose vengono attaccati dai loro propri fratelli e messi da parte. Je dirais c'est un système mondial qui essaie de contrôler l'économie et puis chacun tire le meilleur pour lui-même au détriment de la masse. È un sistema mondiale basato sull'economia dove ognuno cerca di sottrarre quello che gli conviene di più a scapito della massa. L'effet se fait ressentir sur la population à la base, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. C'est la population à la base qui souffre, mais ceux qui sont les élites, ils continuent à profiter du système. Voilà, la situazione è la stessa, che si tratti dell'Africa, dell'Europa o dell'America, ci sono coloro che ne approfittano, le elite che ne approfittano e la base, la popolazione rimane nella sofferenza. Comment faire changer les choses à la base positivement pour tout le monde, ça reste une réflexion qu'il faudrait approfondir. Voilà, come fare per fare cambiare in modo basilare questa situazione è una riflessione che rimane da approfondire.